il piacere di avviare questa prima presentazione di un progetto innovativo. Io sono Gabriella Chiellino, la coordinatrice di Città Sostenibile, che è questo progetto Mostra, di cui non vi racconto i progetti che sono all'interno, vi invito a prendere la guida, che la trovate in entrata alla mostra. E oggi pomeriggio siamo qui per lanciare un building sostenibile ed innovativo. Lascerei la parola al direttore del Parco Scientifico Vega, Michele Vianello, che è l'ideatore di questo progetto, e poi ringrazio anche l'assessora Isi Coppola della Regione Veneto, che sarà il territorio dove questo edificio, auspichiamo tutti, verrà appunto costruito, e che è venuta personalmente anche a partecipare a questa prima presentazione in anteprima. Ricordo che eravamo anche nell'Espresso la scorsa settimana proprio col progetto Pandora. A te la parola. Bene, un secondo solo, poi darò la parola a Isi Coppola, che ringrazio per essere qui presente, no davvero, che ringrazio per essere qui presente. Tutti coloro che normalmente come me twittano questi convegni, queste conferenze stampa, c'è l'hashtag Pandora lì sopra, quindi chi ha voglia di twittare usa quell'hashtag per twittare questo nostro evento. Fra un po' io vi spiego il progetto, che non auspichiamo di fare, lo facciamo. Questa non è una cosa che auspichiamo, lo facciamo perché la fase di progettazione ci è costata tempo e denaro e quindi bisogna assolutamente farlo. Devo ringraziare, non perché qua Isi Coppola, non solo per la sua disponibilità ad essere qui presente oggi, ma anche perché quando luglio forse, quando ti ho fatto vedere per la prima volta i rendering del progetto, devi dire che non formalmente mi ha incoraggiato a continuare, quindi veramente ci tenevo, visto che oggi è la prima presentazione ufficiale che facciamo del progetto, invitare te a questa presentazione, quindi ti do la parola con molto piacere. Grazie, buongiorno a tutti, ma è assolutamente mio il piacere ad essere qui oggi perché è un progetto questo di cui avrete modo di innamorarvi immediatamente, un po' perché comunque il dottor Vianello lo presenta in maniera assolutamente affascinante, un po' perché ci si può non solo credere, ma con una mano immediatamente si ha la sensazione di qualcosa che fa parte del nostro futuro indubbiamente, ma che a tutto tondo è il nostro presente, su cui noi per primi come istituzioni dobbiamo non solo credere, ma anche indirizzare le risorse, poche o tante che siano, e comunque una programmazione anche che non può più essere la programmazione di un anno o di un mandato, deve essere quella almeno del futuro pensato per i nostri figli. E quindi con il dottor Vianello su questo come Regione Veneto abbiamo non solo, non vorrei usare la parola scommesso, abbiamo assolutamente creduto, riteniamo che innanzitutto il Parco Scientifico e Tecnologico del Vega di Mestre abbia tutte le caratteristiche per poter seguire e soprattutto sostenere fino in fondo una programmazione e una progettazione che probabilmente, come vedrete, forse ambiziosa, ma che ha tutti i connotati della concretezza e quindi la potete immaginare assolutamente come qualcosa di realizzabile e soprattutto di vivibile. Non è un bel sogno nel cassetto, non è un qualche cosa che sì, va bene, che bello, chissà quando, ma noi come Regione Veneto ci crediamo e vogliamo assolutamente che venga realizzato, peraltro in un territorio che è confinante con una città splendida come Venezia, quindi ha tutte le caratteristiche per avere anche un profilo di fascino che non è solo legato a questo splendido progetto di cui il dottor Michele Vianello insieme a me siamo assolutamente innamorati, ma è qualche cosa che a mio avviso segna e mette una pietra miliare non solo nel nostro territorio, ma credo anche nel nostro futuro. Quindi
Michele, grazie a te dell'invito, io ci tenevo particolarmente ad esserci e credo insomma che sarà una bella esperienza anche per voi dedicare il tempo di oggi pomeriggio a questo progetto. Ancora grazie, buon lavoro.